Praticamente per andare in questa pasticceria, tra la casa questa bianca e questa rossiccia, c'è una strada lì in mezzo, io devo passare lì in mezzo, entrare nel centro storico e lì dovrei trovare questa pasticceria. Io sono partita, sono andata a farmi il mio giretto, arrivo davanti alla pasticceria, anche se fuori è scritto Comarò, per cui non lo so il perché, ma insomma, scopriremo quando sarà aperto, perché nella mia fortuna oggi è mercoledì ed è il giorno di chiusura, sia mattina che pomeriggio. Ok, adesso oltre a morire dal caldo, perché come vedete io sotto c'ho ancora un maglioncino, ma sono quei maglioncini leggermente più pesanti dei maglioncini più fini, e per cui c'ho caldo, c'ho veramente caldo oggi. Adesso non so cosa fare perché questo era il programma di oggi. A proposito degli occhiali che vi avevo detto che li avevo cambiati, mi devono ancora, che vi avevo detto sul vlog precedente, non so ancora niente. No, non mi hanno né chiamato né niente, mi avevano detto 8 giorni, per cui eliminando sabato e domenica, 8 giorni sarebbero domani. Per cui vediamo se domani chiamano o altrimenti venerdì, però venerdì dopodomani o lunedì della prossima settimana andrò a farci un giro a chiedere informazioni. Non ho pagato niente per il momento, per cui fino a quando non ho il prodotto in mano non gli ho dato niente, né a conto né niente, per cui adesso vediamo cosa fare, perché adesso non so più cosa fare. Se avevo le altre mutande di Davide dietro, l'altro sacchetto, sarei andata a Montebelluna a cambiarle, visto che, beh, a parte il caldo, che arriverei sfinita in piazza Montebelluna, perché sento proprio la necessità di cambiare giubbotto e di mettermene uno più fine per oggi. Però perché cioè, io ho guardato il meteo della prossima settimana, ma mi mettono temperature più fredde di oggi, perché non so nemmeno io cosa fare. Ma un attimo vi faccio vedere un attimo i colori di questa Natural Pretty. Questa qui sarebbe la palette, solamente che adesso è cioè forse se la prendo in mano così riuscite meglio a capire i colori. Dovrebbero essere tutti colori opachi, a parte dove c'è scritto Transform It, che sarebbe la cialda più grande. Quello dovrebbe essere luminoso, che in teoria, da quello che ho capito, mettendolo sopra agli altri ombretti dovrebbe dare luce agli altri ombretti. Tutto da provare, no, non lo so, no, perché il discorso è che come colori opachi mi piacciono, però mi sembra che manchi uno shimmer. Però visto che questo Transform Mist si può metterlo sopra gli opachi, in teoria dovrei riuscire a fare anche dei look sì naturali, ma con un po' di luminosità, mettendo questo trasformista qui. Perché di queste palette ce n'erano un'altra che era anti-age, scritto alla confezione nera, lì c'erano più shimmer, però erano i soliti classici shimmer dorato, aranciato, e non mi ha ispirato per quel motivo. Qui ci sono dei violetta, ci sono altre colorazioni che mi piacciono di più, però tutta da provare, vediamo utilizzandola come funziona. Se vi interessa dare un'occhiata ai prodotti di It Cosmetics, li trovate solo su Douglas, in qualche negozio, e se no sul sito, perché per esempio io ho trovato che a Treviso dovrebbero tenere proprio lo stand, però non avevo voglia di andare a Treviso, ho deciso di prenderla via internet. Comunque, per esempio, se prendo il fondotinta o il correttore, il fondotinta, la CC Cream, quello che è, potrei andare a Treviso e darci un'occhiata di persona come sono questi prodotti, però è tutto da vedere se lo faccio oppure no. Ok, adesso mi cambio, mi tolgo questo maglioncino che ho sudato 7 camicie oggi pomeriggio, e domani mattina, che devo uscire per il mercato agricolo, sto quasi pensando di mettermi qualcosa di più leggero, e non so se tirare fuori anche il giubbino più leggero,
Vediamo che temperature si presentano domani. Ed eccomi qui, è giovedì mattina e direzione mercato agricolo, e poi volevo andare nella pasticceria dove ieri ho trovato chiuso. Questa mattina per la prima volta ho utilizzato la It Cosmetic come palette, super curiosa di utilizzarla e adesso vi faccio vedere da vicino. Questo è il make up che sono riuscita a realizzare, però tenete conto che la parte qui davanti ci ho messo sopra 3 ombretti, per cui sono super stratificabili. Allora, vi spiego prima la cosa qui perché non mi è piaciuta. Per prima cosa qui davanti avevo messo un colore sul rosina, sempre opaco, ma non mi piaceva l'effetto perché mi sembrava che mi invecchiasse la palpebra. Ho provato a spiaccicarci sopra il Transformist, che è indicato come un colore luminoso. Prendendolo su con le dita dà l'impressione che abbia non è proprio la luminosità dei classici shimmer che si trovano su altre palette, però ha una parte di luminosità, si nota, però messo qui sull'occhio io non ho visto questa luminosità che mi piacesse, e tenete conto che questo colore scuro l'avevo messo solo qui e continuavo a vedermi quest'occhio invecchiato, ingrespato, che non mi piaceva. Allora ho provato a spiaccicarci sopra tutto il colore scuro che ci avevo messo qui, e così la situazione mi è anche piaciuta, nel senso che inscurindomi l'occhio mi è andato anche bene. Però vi devo dire che come prima impressione, come palette da mettere sulla palpebra mobile, non mi è piaciuto l'effetto, perché io di solito utilizzo i colori shimmer per dare luminosità allo sguardo, e mi dà anche l'impressione che mi tolgano qualche anno, diciamo, mi diano all'occhio più luminosità, più vivacità, mentre i colori opachi mi sembrano che mi incupiscano l'occhio, che me lo invecchino. E diciamo che questa palette non è diversa da tutte le altre come prima impressione, però da mettere qui sulla piega e sull'arcata sopraccigliare come colorazioni mi piacciono, per cui ci riprovo oggi pomeriggio, che devo in teoria uscire di nuovo a rifare qualcos'altro, ma vi devo dire che ora, come prima impressione, mi piace solo l'effetto che mi ha dato qui sulla piega e questo sentore qui di luminosità opaca che mi ha dato qui all'arcata sopraccigliare. Però sul mio occhio, qui sulla palpebra mobile, ora come ora non mi è molto piaciuta come ombretto. Vediamo, proviamola nei giorni qui, come vi ho detto oggi pomeriggio riprovo dell'altro e vediamo com'è. Però è un ni per ora come palette. E comunque, se però piacciono il colore opaco qui sulla palpebra mobile, diciamo che ci sta, è anche carina come palette perché non ha i soliti classici opachi marroncini, ha degli altri toni che non sono niente male. Ok, adesso pago il parcheggio e vado al mercato agricolo e poi in pasticceria, sperando, cioè in teoria dagli orari questa mattina dovrebbe essere aperto. Allora, vi spiego una cosa. Io ieri, quando sono andata per vedere di questa pasticceria, non sono andata avanti a camminare. Ho seguito le indicazioni che avevo visto una foto su Google, perché da Instagram avevo la possibilità di vedere dov'era questa pasticceria e mi mandava a Maps di Google e mi indicava questo posto con queste sedie verdi, diciamo. Io ieri sono arrivata fino a queste sedie verdi, ho visto chiuso e sono tornata infatti questa mattina entro nelle sedie verdi, dove ci sono queste sedie verdi, che infatti fuori era scritto Comarò, che non avevo capito il perché non fosse scritto ulala. Io entro e mi accorgo che non hanno niente di pasticceria. Allora gli chiedo alla ragazza: scusa, ma forse sono nel posto sbagliato, e questa è la pasticceria ulala? No, mi fa, è più avanti. Allora io l'ho ringraziata, sono uscita e sono andata più avanti, e più avanti ho trovato questa pasticceria che in effetti non è chiusa il mercoledì, è chiusa solo che il lunedì
Poi gli altri giorni è sempre aperta e ha sì il banco da pasticceria, che poi vi faccio vedere quelle cose che nel frattempo io ho preso, e anche delle sedie tipo un bar. Fanno anche qui caffè particolari, sapete, quei caffè in cui mettono panna, crema al pistacchio, crema al gianduia, crema al cioccolato, e fanno questi caffè particolari. Ne volevo quasi quasi assaggiare uno, però poi ho guardato l'ora e mi sono accorta che non sapevo se il parcheggio a pagamento mi bastasse il tempo che avevo, per cui ho deciso, beh, un'altra volta. Ma nel frattempo so che anche lì ci sono questi caffè che fanno questi caffè particolari che mi ispirano sempre a assaggiarli come sono. Ok, nel frattempo ho fatto un po' di spesa di cioccolatosa. Ho preso anche le frittelle, poi ve le faccio vedere. Per me è anche la prima volta che le assaggio. Non sapevo dove andare, avevo in mente dei giri, però questo no, perché mi diventa tardi. E allora ho deciso di passare a vedere se erano arrivati gli occhiali. Mi ha detto che dovrebbero arrivare oggi, tempo che arrivi il corriere e li dovrebbero portare, in teoria. Comunque mi ha detto che ti chiamo in ogni caso se arrivano. Comunque mi sono riguardata questo make up sullo specchietto qui dell'auto e continua a non piacere. Ho trovato degli altri difetti, nel senso che forse adesso la telecamera non lo so se lo inquadra, però qui su questo punto, stando normale così, mi dà l'impressione che ci siano rughette, che siano messe in evidenza rughette che altri ombretti presi tranquillamente da altre profumerie non mi fanno. Anche perché io di questo marchio, visto che ha un sentore di voler fare prodotti anti-età tra virgolette, mi stupisce un po' il fatto che questa palette mi segni delle rughette che altre palette non mi segnano, per cui cioè, comincia ad essere veramente una delusione questa palette. Questo è il macello di cibo preso questa mattina. Allora, iniziamo dal mercato agricolo. Mercato agricolo, carne di coniglio. Ho ripreso questi involtini con la verza che l'altra volta mi erano piaciuti, e dentro hanno la carne di coniglio. Ho preso questi spiedini che sono fatti con l'arancia. È un abbinamento che non ho mai provato. Mi ha detto che coniglio e arancia è un buon abbinamento, per cui li ho presi. Poi di verdura ho preso i cavoletti qui di Bruxelles e il radicchio tardivo. Del radicchio tardivo ho visto che hanno fatto anche la mostarda, per cui ho deciso di provare a prenderla. Poi passiamo dal pesce. Del pesce ho preso il succo al tonno e un po' di frittura, le polpettine. Queste sono le fritture di calamaro. Passiamo al reparto dolci. Allora, di dolce qui dentro ho preso i crostoli e i macarons. Poi ho preso un bicchierino di tiramisù e un cuoricino per San Valentino, e ho deciso di prenderne uno, di assaggiarlo. Restando in tema di cioccolata, ho preso questi cioccolatini, uno per tipo, quelli che fanno loro. Rispetto ad altre cioccolaterie, pasticcerie, sopra, beh, adesso non so se si può notare, hanno quella parte sopra lucida, e per me è una cosa particolare che in altre pasticcerie che fanno cioccolatini non l'avevo vista. Di qua, per finire, ho preso le frittelle. Allora, questa è la crema, questa è il cioccolato e queste sono quelle classiche con l'uvetta. Adesso sono qui con le luci del bagno, pronta a struccarmi questo trucco. Cioè, vedete anche qui, io adesso, ok, oggi che ci faccio caso, però queste rughettine che mi vedo qui, mi sembra che me le aiuto, sparita l'immagine, mi vedete un po' sfocata. Ecco, adesso mi rivedete nel punto che vi ho segnato. Mi sembra che ci siano rughettine che vengono messe in evidenza con questa palette. Cioè il colore c'è, perché c'è quella nota di colore che mi piace.
a parte la palpebra mobile, però qui quella leggera nota di colore mi piace, però mi dà l'impressione che queste rughettine qui mi vengano messe in rilievo rispetto ad altre palette. Non so se sia la giornata che me ne accorgo, però questa è la mia impressione. Ok, adesso per il momento mi strucco, anche perché oggi pomeriggio nell'uscita, che se non ci sono cambiamenti esco anche oggi pomeriggio, cambio il tutto così provo dell'altro, a parte che non so se rimanere su questa palette, quasi quasi a provare con più calma il discorso qui del chiaro. Sarebbe il caso. Ok, intanto mi strucco. Mi stavo struccando e ho deciso di farvi vedere questa parte che cioè al naturale me ne accorgo guardando sullo specchio. Adesso non so se la videocamera lo riesca a percepire quello che voglio dire. In questo punto, come vi dicevo, qui vedo tutte queste righettine. Di qua che ho tolto il trucco, sì, forse ci sono, però mi sembra che questo lato sia più liscio rispetto a questo che ho messo, che sarebbe più o meno la stessa parte che ho messo l'ombretto. Quello è il mio discorso, che vi dico che questa palette mi dà l'impressione che accentui le rughettine invece di tenere o il normale o di diminuirle. Vedete, spero che si noti l'effetto, è quello che voglio dire, tra un occhio struccato che in questo punto non ha questo tipo di ombretto e di qua che invece c'è questo tipo di ombretto. Ok, vi ho fatto vedere anche questo particolare che cioè, guardandomi qui davanti sullo specchio, mi dà l'impressione che qui vengano più accentuate. Ed eccoci a giovedì pomeriggio. Sono riuscita ad andare in banca a firmare delle carte. Adesso sono qui a Montebelluna perché devo andare da Te Zenith, sempre per un altro cambio. E poi stavo pensando di passare da Tigotà perché ho il fondotinta di Bourjois, però non ho mai preso il suo correttore. Il fondotinta vi dico che mi piace, ne ho tanto, così l'ho già utilizzato, però per restare sempre in tema della stessa ditta volevo vedere se trovavo anche il proprio correttore. Dopo sugli occhi vi avevo detto che ero indecisa se riprovare la palette di It Cosmetics e l'ho riprovata e vi devo dire che diciamo che così mi va anche meglio rispetto a questa mattina. Qui il colore chiaro che vedete è il Transformist, quella cialda più grande messa esclusivamente da solo. Sotto c'ho il mio solito primer per gli occhi, quello di Urban Decay, però non ho fatto strato su strato di ombretto, ci ho messo esclusivamente quello e mi è venuto il dubbio che tutte quelle righette che iniziavo a vedere, questa sulla clip precedente che vi ho fatto vedere anche la differenza tra un occhio struccato e un occhio non struccato, che non sia un fatto anche causato dal fatto che ci avevo fatto 3 strati sicuramente, e mentre adesso c'è un strato solo, per cui diciamo che queste sono altre colorazioni che ho usato e diciamo che mi sta anche piacendo. Per cui per questo pomeriggio, ok, come sono riuscita a fare questo make up. Dopo una prima esperienza negativa con questa palette, la seconda esperienza va un po' meglio. Adesso vedo avanti questa sera, però già in questo momento non mi vedo qui le righe segnate come mi vedevo questa mattina, e sicuramente sono stati qui tutti quegli strati che ci ho fatto perché non riuscivo a trovare la colorazione che mi desse soddisfazione, per cui adesso devo tenere presente che se non voglio esagerare devo ricordarmi di mettere una colorazione solo. Ma però ci sono altri colori chiari che al posto del bianco mi piacerebbe provare a mettere qui davanti. Vediamo se riesco a provare o se eventualmente la provo senza dover uscire, così mi rendo conto com'è la colorazione, che in certi casi è la soluzione migliore. Io questa mattina ho voluto tirarla fuori, provarla nell'uscire, ma allo stesso tempo volevo che ci fosse un make up che mi soddisfacesse, ma le due cose non sono riuscite molto bene. Ok,
questo è sulle labbra. Ho un rossetto beh, è lo stesso di questa mattina, è di Huda Beauty ed è la colorazione Dirty 30 e questa è la colorazione. Mi sembra che qui sia andato via perché ho già chiacchierato, ma comunque mi piace la colorazione. Ok, adesso metto berrettino perché oggi fa meno caldo di ieri e comunque ho tirato fuori il berrettino, quello più leggero, così sto più tranquilla. Prima di scendere dall'auto mi è venuto in mente un'altra cosa di dirvi. Ho assaggiato i dolcetti che ho preso questa mattina, ho assaggiato i macaroni, i cioccolatini e le frittelle. Le frittelle vi dico che non mi piacciono, sono troppo, non so se si dice in italiano, innogliate, cioè hanno assorbito troppo olio e non mi piacciono. Tutte e tre io le escludo e penso di non prendere neanche più. I macaron sì, anche no, non è che... Sì, anche no, sai, rispetto alle frittelle ci possono anche stare. I cioccolatini invece, sì, anche no, per il fatto che sono quei cioccolatini che hanno dentro quei ripieni particolari, uno alla liquirizia, uno alla menta, uno alle frutti di bosco. Non so se li avete, penso che li avete anche visti in pasticceria oppure addirittura assaggiati, che hanno quell'interno un po' molliccio che è di queste, che è sì marrone di cioccolato, però ha questi gusti e sinceramente sono quei cioccolatini, sì, li prendo qualche volta, però poi mi annoiano, non mi ispira più prenderle. E comunque sì, ok, come cioccolatini sono buoni. Vediamo questa sera che volevo assaggiare, che ho ottenuto per questa sera, il tiramisù e il cuoricino. Vediamo il tiramisù e il cuoricino come sono, ma questo l'assaggio lo farò questa sera, per cui ve lo dirò o avanti sera oppure ve lo dirò domani mattina. Ok, metto il berrettino e scendo. Allora, da Tezenis, oltre ad aver cambiato la mutanda di Davide con una che gli va bene, mi sono presa un altro pigiamino, così posso gettare via questi due pigiama. Uno perché, come vedete qui, è bucato, fino adesso l'ho messo lo stesso, però sinceramente, visto che è bucato, ho deciso di gettarlo via. L'altro che volevo gettare via è questo. Come vedete ha cambiato, perché mi sembra che si noti anche in videocamera, qui sul collo con l'auto abbronzante, non so cosa, non riesco, faccio fatica a smacchiare questo colore e mi rimane anche se lo lavo, per cui con questo e l'altro pigiama che mi sono presa, che non mi ricordo più se ve l'ho fatto vedere in questo vlog o nell'altro, rimedio a questi due che getto via. Poi da Tigotà, che vi avevo detto che volevo andare a vedere del correttore di Bourjois, l'ho trovato. Ho preso il numero 51 perché avevano il numero 51, 52 e 53. Il 52 e il 53 erano troppo scuri per l'idea che avevo io, e per cui ho preso il numero 51, che adesso posso abbinarlo con il fondotinta. Poi, visto che ero lì, ho preso un Calgon e un ammorbidente, quello che uso di più. Adesso mi cambio perché sono appena arrivata e pulisco la vaschetta qui della lavatrice con lo spazzolino e poi mi metto a fare la lavatrice di questi capi. Questa è la mia boccetta di fondotinta Bourjois. Come vedete, beh, adesso l'ho rovesciata, comunque questa è la parte che ho utilizzato, questo lo devo ancora utilizzare e io uso il numero 53 che è scritto qui sopra. E vi devo dire che come fondotinta mi piace. Adesso ci abbino anche il suo correttore. Aiuto, torna immagine. Sono un po' sparita, sta tornando lentamente. Eccolo qui, prima di cambiarmi volevo farvi un'ultima occhiata al trucco, perché adesso mi strucco e diciamo che ok, sì, si notano qui, ma forse ce le ho anche sugli altri video, sono io un po' che non me ne accorgevo perché me lo vedo meno pesante qui davanti rispetto a quello che avevo combinato con gli altri trucchi. Comunque questo è il risultato dopo dalle 2 alle 5.
2, 3, 4, 5, 3 ore più o meno, sono le 5 e un quarto del pomeriggio. Ok, adesso mi strucco e mi cambio e devo pulire quella vaschetta. Questa è la vaschetta più o meno pulita, con uno spazzolino sotto l'acqua. Ho pulito qui sopra. Questa parte qui è diventata anche dura e non so come tirarla via. E di qua c'è un altro lato dove è diventato più dura, dove metto la polvere. Comunque qui ho tentato un po' di passare, vedete, con lo spazzolino, e adesso ci faccio la lavatrice che devo farci. Intanto chiudo il cassetto perché altrimenti non riesco ad aprire la porta qui, e ci butto dentro questo mucchio di panni da lavoro che avevo messo qui da una parte, a parte che non so se riesco a buttarli dentro tutti, perché ci sono sia berretti che calzetti, e no, ce la faccio, dai, ce l'ho fatta con questa qui. Il mucchio che avevo fatto lì adesso è andato tutto lì dentro. Preparo la mia vaschetta con i detersivi e la faccio partire. Messo gli ingredienti magici, calgon, polvere e ammorbidente, chiudo. Allora questa volta, visto che metto sempre cotone, e però 40 gradi è troppo, per cui lo metto diciamo a 20. Di solito questi capi da lavoro o faccio a freddo o faccio a 20, perché 40 ho paura che mi si rovinino i capi. Allora questa volta faccio a 20 e la facciamo partire, e qui si farà i suoi soliti calcoli. Nel frattempo avrei queste sono asciutte, per cui le devo soltanto portare sopra per stirare, ma nel frattempo volevo mettere via questi stivali. Sono ancora i stivali che ho utilizzato per andare in Umbria questo Natale, e adesso ho deciso di metterli via perché qui di solito utilizzo questi qui sotto c'ho tutte le scatole, per cui li pulisco un attimino l'esterno e li riappoggio dentro le loro scatole. Vi faccio vedere che adesso che ha fatto tutti i suoi calcoli mi segna 1 ora e 27 prima della fine. Venerdì mattina, già fatto un po' di giri, sono andata a prendere carciofi, un po' di prodotti di verdura, il pesce, che poi ve lo faccio vedere, ho preso il pasticcio, parlando con la ragazza lì che sta dal pesce, mi ha detto prova ad andare a Vallà che c'è una pasticceria che fanno buone le frittelle. Io di solito parcheggio qui quando vengo a prendere le candele o prodotti di pentole, quelle cose lì, perché c'è un negozio che si chiama Casa Insieme, se mi seguite lo avete sentito nominare, e di solito prendo lì questi prodotti. Allora mi ha detto di passare questo negozio, che questa pasticceria fa angolo, per cui adesso sono qui e vediamo se riesco a trovare questa pasticceria che in teoria mi ha detto che le fanno buone. Come trucco continuo a mettere la palette di It Cosmetics, la Natural, anche questa mattina ho fatto questo trucco. Ok, è diverso dai miei canoni perché manca uno shimmer, però diciamo che ci può anche stare come trucco. Ok, vado a vedere la pasticceria. Stavo dimenticando, ieri sera vi avevo detto che provavo a assaggiare i tiramisù e il cuoricino che avevo preso, che avete visto nel clip precedenti. Sì, erano buoni, però ho mangiato anche di meglio, per cui, cioè, le frittelle sono la cosa peggiore, queste sono una via di mezzo, però diciamo che se ci dovessi andare ancora non è che ci vada con l'interesse di dire prendo i prodotti e li mangio perché sono buoni. Per il momento diciamo Questa volta non mi sono persa e ho trovato subito questa pasticceria dolce gelato. Allora ho preso uno per tipo dei cioccolatini che hanno. Qui ho preso un mix di frittelle, sono di 4 tipi: crema, uvetta, zabaione e ricotta e mele, e queste piccole vanno a peso, se no avevano quelle grandi che era un tot all'una, allora ho preso queste piccole che vanno a peso. Poi
Qui ho preso questo cuoricino, spero che riusciate a vederlo lo stesso, perché l'ha incartato un po' malamente e vedete che se io alzo da questa parte si toglie la copertura rossa, per cui per il momento ho deciso di lasciare lì e di mostrarvelo così, visto che oggi è anche il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, allora ho preso anche il cuoricino. Prima di andare in pasticceria sono passata dal fruttivendolo, allora ho preso dei funghi champignon già tagliati, delle arance e qui ci sono i fondi di carciofo. In pescheria ho preso il pasticcio di pesce. Adesso, allora, cosa mi ha detto che ci sono? Gamberetti, zucchine e salmone, e queste qui sono polpettine di baccalà. Ed ecco qui la spesuccia di oggi. Spero che queste frittelline siano migliori delle altre. La miglior cosa è fare un assaggio. Ne ho presa una che non so se sia quella al zabaione o quella alla ricotta. La assaggiamo. Mela ricotta. Come gusto sono meglio di quelle di ieri. Andiamo con una lacrimina, perché questo forse sì, poi quella la crema le ha messe vicino a quella alluetta. Proviamo questa alla crema. Decisamente molto meglio di quelle di ieri. In tutto questo io oggi ho messo il rossetto Neutral Rose di Bobbi Brown, quello lì un po' scimerino, che è una colorazione che mi piace di più, che mi sembra con il trucco che anche ci stia. Qui lo vedete in un'altra luce, mi devo ancora struccare e adesso penso di struccarmi, anche perché volevo andare dalla parrucchiera, perché ormai ieri sera sono riuscita un attimo a togliere un po' di nodi che mi si erano formati qui dietro e volevo andare dalla parrucchiera, però sto aspettando che mi portino un pacco dell'Occitane. È dal lunedì che mi è arrivata l'email pacco spedito. Clicca su questo link che ti dicono il pacco spedizioni poste italiane, per cui ho già detto tutto. Una volta va bene, la seconda va male. Praticamente prima del Black Friday avevo fatto un ordine sull'Occitane e nel giro di 4-5 giorni il pacco mi è arrivato tranquillamente. Sull'email, che come in questo caso sono riuscita a trovare il percorso della mia spedizione e sono riuscita a recuperare il pacco tranquillamente. Questo giro stanno facendo un casino, continuano, c'è il tracking, però continuano a scrivermi prodotto non disponibile. Oggi siamo a venerdì, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Sono 5 giorni che io continuo a vedere scritto prodotto non disponibile. Non è la prima volta che con l'Occitane aspetto 15 giorni di un pacco, però visto che l'ultima volta mi è andata bene, pensavo che si fossero rimodernati. Invece questa volta sono bloccata, non so oggi, io ho guardato anche 5 minuti fa, continua a segnarmi prodotto non disponibile, perché di solito le poste italiane qui passano verso le 3:30 del pomeriggio. E finché mi segna prodotto non disponibile, no, perché di solito su questo tracking mi scrivono in consegna. Finché c'è prodotto non disponibile il pacco non arriva. E mi scoccia a prenotare la parrucchiera se poi mi arriva il tracking che il pacco sta arrivando. Allora cerco di sopportarli un altro po'. E anche perché vedete qui sopra, proprio da qui sopra, rifarci la mia permanente, i miei ricciolini qui sopra. Ok, adesso mi strucco. Sono un po' indecisa se tenere il pasticcio per questa sera o se mangiarlo a mezzogiorno, ci devo ancora capire qualcosa. E a parte che poi questa sera ho anche i carciofi, volendo, o i funghi, posso fare anche un risottino. Tanto per quasi potrei fare così, a mezzogiorno il pasticcio,
belle polpettine là di baccalà indifferente mezzogiorno o sera, e fare questa sera un risottino con i funghi, così utilizzo i funghi, dai, forse mi sto convincendo a fare così. Ok, vado a struccarmi e mettermi un po' più comoda intanto. Come previsto a mezzogiorno mi sono pappata il pasticcio, ne è rimasto un po', adesso non so se lo finisco stasera o domani, perché come avevo detto, vedete i miei capelli come sono ridotti, come vi avevo detto avevo in programma di fare il risotto questa sera. Comunque questo pomeriggio sono qui per farmi una lampada, e anche perché forse no, qui dietro ho 2 giubbotti invernali che volevo portare a lavare. Quello bianco l'ho tutto qui con il fondotinta, ci ho perfino sporcato il contorno del cappuccio con il fondotinta, per cui è veramente ora che lo porti a lavare, e di conseguenza poi lo metto anche via, perché penso che questi ultimi 15-20 giorni che in teoria c'è un po' più di freschetto posso arrangiarmi con questo. Poi sotto c'è anche il giubbotto nero, quello che avevo messo quando sono andata a Natale in Umbria, che quello è un giubbotto che tengo a parte solo per le gite invernali, per cui visto che quei 4 giorni avevo anche sudato, perché è una temperatura diversa da andare in Austria come ci andavo gli altri anni, e per cui anche quello è da lavare. Allora, a proposito, oggi ho provato a fare un altro trucco sempre con la palette lì di It Cosmetics. Diciamo che sì, come vi ho già detto, è più particolare, diversa dal mio solito, però ha anche il suo perché, che riesco un trucco tranquillo così. E sulle labbra, mentre ho Modern Woman di Pat McGrath. E bene, adesso vado a farmi la lampada che è ora. Bene, volevo andare dal lavasecco, si è presa una settimana di ferie, riapre lunedì prossimo, per cui ho riportato i miei giubbottini qui e ci andrò la prossima settimana. Del pacco dell'Occitane, nessuna informazione, avanti così. Siamo a sabato, tutt'oggi non vi ho raccontato niente perché non ho fatto niente di particolare, però vi faccio vedere cosa sto preparando per cena. Questi sono i fondi di carciofi che vi avevo fatto vedere che avevo preso, li ho tagliati a pezzettini e ci ho aggiunto un po' d'acqua e li sto portando a cottura, mentre di qua sono quei involtini con la verza e carne di coniglio, anche questi che ve li avevo fatti vedere sulle clip precedenti presi al mercato agricolo. Anche qui ci ho messo dell'acqua perché mi viene più facile cucinare sia l'interno che la verza. Oggi siamo a lunedì mattina, sto facendo colazione con una barretta, questa qui, che è quella è della Kellogg's, frutti rossi e mandorle, qualcosa del genere, e il tè della Pompadour. E visto che ieri era domenica, ma non ho fatto niente perché praticamente Davide doveva lavorare e aveva delle cose di lavoro da fare, per cui di conseguenza non ho fatto niente. Si doveva la sera andare a mangiare la pizza, ma poi si è addormentata sul divano, per cui non abbiamo fatto niente. Io adesso, per chiudere questo vlog, ho fatto questa piccola clip questa mattina in cui vi saluto e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!